Start che si muove, all'1 El Time, VP dell'Annunziata, 2 Eco Gual Roberto Vecchione, 3 Ecce Bombo Jet Andrea Vitagliano, 4 Eva Doctor Simone Levakovic, 5 Enchanté BG Maurizio Cheli, 6 Ecate SL Antonio Di Nardo, 7 Elidei Greppi Luca Farolfi, 8 Excelsior Lorenzo Baldi. E la macchina raccoglie i partecipanti, con molta cautela Ecate SL, e la macchina stacca con veloce Enchanté BG che prova ad andare al comando scavalcando Ecce Bombo Jet, Ecce Bombo che si oppone, galoppa Enchanté BG all'imbocco della prima curva, Ecce Bombo Jet al comando nei confronti Enchanté di BG squalificato. Eco Gual, terza posizione per Eva Doctor, poi El Time, quindi Elidei Greppi, mentre di fuori c'è Ecate SL, seconda pariglia per Excelsior, 14,8 il lancio, e c'è Bombo Jet che riduce il ritmo della corsa, prosegue nella sua risalita Ecate SL. Se ne vanno 400 metri in 31, arriva Ecate SL allo scoperto, Eco Gual rimane secondo in corda, seconda pariglia per Excelsior quando si vanno a completare i primi 600 metri di gara in 47,6. E così Ecce Bombo Jet al comando, di fuori Ecate SL, in corda il favorito Eco Gual, seconda pariglia per Excelsior, terza in corda è Eva Doctor che precede il Time e quindi Elidei Greppi. 1, 3 e 2 per i primi 800 metri di corsa, lenti per la categoria. Ecce Bombo Jet in vantaggio in controllo, Ecate SL di fuori, Excelsior sempre in pariglia, Eco Gual secondo in corda. 1000 metri in 1,18 e mezzo, muove Lorenzo Baldi in terza corsia con Excelsior, prova a dare il parziale, ovviamente però davanti si accelera in maniera decisa, Ecce Bombo Jet allunga, fa 14,2, la retta opposta alle tribune, si mantiene in vantaggio Ecate SL sul passo di fuori, Excelsior in mezzo alla pista, in attesa dell'open stretch ormai Eco Gual perché altri varchi non ce ne sono, all'imbocco dell'addirittura d'arrivo Ecce Bombo Jet è in vantaggio, Ecate SL di fuori, Excelsior in mezzo alla pista, va di dentro Eco Gual, è in vantaggio Ecce Bombo con una da gestire, Eco Gual che scatta ma sbaglia anche Ecate SL, Ecce Bombo Jet in percorso di testa viene a vincere nei confronti di Excelsior, al terzo posto Eva Doctor, 1,15,4, 28,6 la chiusa, la vittoria in percorso di testa di Ecce Bombo Jet, Andrea Vitagliano che guida e allena per i colori di Vincenzo Vitagliano, il figlio di Wishing Stone che va al comando, e nel finale allunga e vince bene. Il saluto alla tribuna di Andrea Vitagliano, al secondo è Excelsior, al terzo Eva Doctor.